diciamo subito che chiaramente noi siamo molto, molto dispiaciuti per questo episodio, chiaramente è frutto, direi, della disperazione che in questo periodo, forse più che in altri periodi, serpeggia, insomma, nelle classi più disagiate. E chiaramente è un episodio deprecabile, anche perché alla fine il danno che è stato arrecato non è grave, nel senso che appunto una finestra rotta, il totem che insomma cercheremo di aggiustare quanto prima, qualche decina di euro insomma che erano nella cassa, eccetera. Chiaramente il danno è piccolo, però la preoccupazione è grande per questi siti che sono sparsi nella città e sono, come dire, alla mercé di questi episodi. Voglio solo ricordare a te e agli ascoltatori che è l'ennesimo episodio, nel senso che ci sono altri 2 siti in Città Vecchia, l'area archeologica di San Martino e l'ipogeo paleocristiano sotto Palazzo dei Ponti, che hanno subito danni molto più gravi qualche anno fa e purtroppo sono ancora chiusi. E quindi niente, faremo di tutto per intensificare le attività che possano proteggere questi siti, quindi impianti di allarme, eccetera, per evitare appunto che il danno poi non sia solo magari appunto a una struttura moderna, ma che addirittura possa raggiungere le aree archeologiche. Su tutti questi siti, e per fortuna a Taranto ce ne sono molti, Franco, occorre un maggior controllo, una maggiore sorveglianza che spetta fino a un certo punto all'ATI. Bisogna che qualcun altro possa sostenervi in questo lavoro. Direi di sì. Noi mettiamo a disposizione i siti per appunto le visite guidate, la didattica, eccetera, che tra l'altro vorrei ricordare in questo momento continua anche in queste settimane, sì. Nel senso che noi stiamo lavorando con alcune scuole, in particolare con il liceo Aristosseno, per fare dai siti archeologici degli interventi di didattica a distanza, quindi con strumenti semplici, le connessioni internet, eccetera, riusciamo a portare ai ragazzi che sono a casa informazioni, immagini, eccetera, dai siti. Quindi cerchiamo di andare avanti anche in questo momento. Chiaramente i siti vanno protetti un po' di più. Si dice che la miglior protezione è la condivisione con la comunità, con la collettività di questi spazi. Noi andremo sicuramente in questa direzione, cercando di far comprendere sempre di più l'importanza di questi siti. Però ci vuole anche forse un controllo elettronico, digitale, che deve essere intensificato. A Via Marti in particolare c'è un impianto di allarme che in questo momento è down, cercheremo quanto prima di rimetterlo in funzione, perché all'interno dei siti non c'è niente di particolarmente prezioso, però come ho detto prima, in questo momento di disperazione forse anche appunto uno schermo, eccetera, può rappresentare per qualcuno un invito. Cercheremo appunto di ovviare a questa cosa.